Vai Moro, vai! La stagione finita, bisogna andare via, ecco con la macchina. Lui dice bisogna andare in Maiga assolutamente e noi lo seguiremo. Ciao ragazzi, è quasi tutto pronto qui a Maiga Folignano di Cima, zona Podestaria, Bosco Chiesa-Nuova, quindi Alta Lessinia. Stiamo per rientrare dall'alpeggio insieme a Modesto Gugole, uno degli allevatori storici e uno dei pochi ancora che effettua questo tipo di rito che lui vive, pensate, da qualcosa come 65 anni e forse anche di più. C'è un rito però prima di partire, al quale non si rinuncia mai, un rito che unisce la famiglia e i suoi collaboratori. Stefano, dai, io ho un panetto caro, se non cara. qua. Ah, perché che vuole energia, vero? È anche il rosso. È una roba volta. No, è una roba volta. Lo metto qua allora. Siamo pronti per partire, ragazzi. Perché abbia una camera? No? 2 minuti e dopo. Vede che abbiamo un pensiero profondo da fare. Sì, ecco. Filosofie di primo mattino. Allora Modesto, anche quest'anno si torna a casa. Cosa si prova in questi momenti? Oddio, una gran confusione, lo vedi? Perché dopo d'altra parte la voglia di andare a casa, perché del 28 giugno, maggio che siamo qua. E nonostante come tutti i giorni ero a casa un par di ore, ritornare, però la famiglia, insomma, ecco. Lei è rimasto qui questi mesi proprio come si faceva una volta? Sì, ma le parecchi anni, però adesso che cambia tutto il sistema di una volta. Adesso che la macchina, tutti i giorni bisogna scappare a casa perché hai problemi incalati, lavoro. Certo. Si ritorna mattina e sera a mangiare le vacche, penso essere, di notte dormire sempre qua, questo sì. Vedo tanta gente qui. Sì, allora questi, noi altri viviamo ancora su a piedi a Campofontana e tutti i volontari che vengono nella mano. Di solito facciamo sempre a sabato, perché il sabato è liberi. Tempo come 2 anni fa che hanno navigato, abbiamo chiesto una via lunedì. Però facciamo il sabato, tutti quelli che voi avete a fare una camminata, dare una mano, tutto così. Però è bello avere tanta gente intorno, vuol dire che tanti le vogliono bene. Sì, oddio, nemici direi di non averne. Dopo sai, la vita è difficile a far tutti bene, ma si cerca sempre, me e la mia famiglia, di fare quello che si può bene. Ecco. Ci siamo pronti. La colazione è stata fatta. I campanacci sono stati posizionati al collo delle vacche e quindi siamo pronti per partire. E sarà una bella scarpinata perché da qui, da Folignano di Cima, andremo ai Parpari, sono circa 3 o 4 chilometri, ma sono abbastanza pianeggianti. E poi comincia il bello, perché ci sarà El Valon delle Gosse, che è proprio un percorso in mezzo ai boschi, in mezzo a una valle molto stretta, per arrivare a Giazza, l'isola cimbra della provincia di Verona e della Lessinia. E poi da lì di nuovo si risale verso Campofontana, un altro bel dislivello di qualche centinaio di metri. Adesso sono le 10, arriveremo circa verso le 4 oggi pomeriggio. Speriamo bene. Vai, go, go! Ha ancora senso fare queste cose, Graziano? Sì Stefano, ha senso perché uno, ti dico, è una tradizione ormai, e la tradizione bisogna sempre rispettarla se è possibile. E 2, ti dico un'altra roba, venga su in Maiga, adesso mi parlo per la nostra azienda, è una roba che ne tira su del morale, come si può dire. Quei tempi che corre adesso vai in Maiga ti tira il fianante, che diciamo, Sì. ti ciappa un po' di respiro, capisci? Si ritorna un po' alle origini, no? Perché
siamo arrivati ormai a una situazione anche nella zootecnia che è tutto robotizzato, che è tutto meccanico. Ritornare in Maiga ti ritorno un po' in Rio con i tempi, ecco. Perché voi continuate? Perché non siete in tanti ormai che fanno questo tipo di transumanza fatto a piedi? Allora Stefano, il motivo principale è quello del papà. Lui ha 73 anni e penso che le 65 anni che viene su per le Maighe, capito? E lei ha un orgoglio per Nantri, soprattutto per lui, ma anche per Nantri, rispettare. Lui dice bisogna andare in Maiga assolutamente. E Nantri lo seguiremo, di la verità, sì. Però c'è un vantaggio anche per gli animali poi. Certo, assolutamente, guarda, venire in Maiga per gli animali, parliamo del benessere, che adesso che su tutti i giornali, su tutti i telefoni, benessere animale. La vacca, guarda, quando la vieni su qua in Maiga, te vedi che la sei risana, è una roba incredibile. Insomma, che le se sentisse quando venimmo su la primavera, che facciamo la transumanza, che venimmo su, insomma, te vedi la vacca che la viene su proprio volentieri, lei è una roba incredibile. Giuliano, secondo me con un giorno così non sono mica tante contente di tornare a casa le vacche. No. Anzi, visto come era buttata l'estate all'inizio e come si è recuperata alla fine, forse era meglio stare qua ancora. Però le esigenze dicono che bisogna tornare a casa. Però bisogna dire che veramente d'autunno la Lessinia è un qualcosa di straordinario, colori che si vedono solo in questa stagione. È anche un piacere fare comunque tutta questa fatica in un paesaggio del genere. Questa settimana qua sono esplosi i colori dell'autunno, è uno spettacolo unico. Non dureranno tantissimo se iniziano le burrasche, per cui bisogna venire in questo momento, venire a godersi perché sono uno spettacolo. Senti Giuliano, qual è il valore di quello che stiamo facendo meglio, che Modesto continua a fare dopo tanti anni? Quello di Modesto è un patrimonio dell'umanità, perché anche adesso camminando qua con le numerose persone che lo accompagnano, anche chi non riesce più a vedere transumanze intorno a casa sua viene qua pur di godersi questo spettacolo e di tener viva una tradizione che, come dicevamo prima con gli accompagnatori, non deve morire perché fa parte della nostra storia, della nostra cultura, fa parte del nostro DNA, di chi le faceva anche da bambino e che continua a viverle anche adesso. Siamo arrivati a San Giorgio, tra poco saremo ai Parpari e lì ci aspetta un bel po' di avventura. E questa è l'ultima sosta prima di avventurarci nel Vallon delle Gosse. Proprio. Quanto è lungo? Intorno a un'oretta siamo giù, Stefano. Un'oretta, qualche chilometro. Speriamo che tutto vada bene. Questo è un percorso storico, vero? Sì. È quello dei transumanti. Magari di una volta, adesso purtroppo siamo rimasti soli, facciamo questa strada, però insomma dai, continuiamo. Duri? Finché possiamo. Duri alla meta, che è Giazza, dove arriveremo tra circa un'oretta. Un'oretta, esatto. Ecco, se vedi uno che non arriva, insomma, No, abbiate pietà. troppo bravo.
Modesto, agrafo più. Ascolta, le macchine devo portare un tocchettino da qui, però dopo bisogna che ti riprendi. Devi farti forte e riprendere, e ce la fai. Guarda, fino a un'ora e mezza fa era un Homo erectus. Adesso non vedo ora di fare l'Homo sedutus. Ma guarda che le lunga, Ma dopo piano. questa strada qua delle Rosse è un po' bastardina. Me ne sono reso conto. La sarà anche tutta discesa, ma... L'ottesimia al solo, Stefano. Sì, Quanti chilometri abbiamo fatto? E secondo me, credo, Stefano, ieri una ventina, occhio croce. Finora? Sì. E oretto. Gli ultimi chilometri arriva su. Questi qua i più moli però, Stefano. I più moli No, o i più... Se sei un montanaro, insomma, moli partì vuol dire che è così. Esatto, Stefano. Comunque dai, dopo arriviamo, Stefano, e mangiamo e beviamo. Andiamo, sono ancora qua, andiamo. Pronti, via. E lei cosa lascia dentro venire qua sopra, Modesto? Allora, finché posso che vengo in Malga. E, oddio, come dicevo prima, a Malga non è nostra, è in affitto. Però da una parte, la famiglia si va a casa volentieri con loro. Però da una parte sei legato, mi dispiace anche qualcosina, ecco, siamo chiari. A tornare giù? Sì. Perché le dispiace? Dispiace perché sei qua, sei legato, 27 anni sono in questa Malta e vuoi o non vuoi, in 27 anni qualcosa ti leghi. Dopo ho i proprietari tutti bravissimi che ti conosci da sempre e allora un rapporto veramente buono. E così siamo arrivati a casa, a Campofontana, nella stalla di Modesto, dopo circa 5 ore di cammino. E questa è l'ultima operazione, ovvero la divisione tra le mante asciutte e quelle che verranno munte questa sera, quindi le vacche più mature. Poi si farà un po' di festa e si aspetterà l'anno prossimo. Non so se è vero. Bellissimo però, ragazzi. Ci vuole gamba e polmoni. Modesto, Dimmi. è ancora bello fare questo mestiere? Sì, ma per me sì, perché ho sempre fatto questo, di origine, di tradizione, di eredità, come posso dire. Sì, sa anche un po' difficilino, Però avresti fatto qualcos'altro? no, probabilmente no. Se ritornassi indietro farei ancora questo.